ai. Che hai, frate? Non la testa? Ma quale testa è testa? Allora perché fai hai? Ah così, vedi me, tu sei proprio cretino. Sei cretino. Ai. Fina. Ma dimmi una cosa. Metti un caffè sopra un gas? Ma chi è novità? Chi sta? Certo che metti sopra, non ne devi a mettere sutta. È valevolo, va. Mi dica ancora non è pronto. Valevolo che mi sembra un gas libero. E perché io, frate? Ma suicida! Ma suicida! Ma non ne faccio io tutte queste picciole, non ne faccio? Oh, da cominciare a dire perché ma molti non c'entra niente. E poi, mi dico cazzo che c'è la bombola, ma anche da basta per muore perché sta finendo. Lo vedi che sono fortunato? Lo vedi? Anche questo. Comunque, grazie. Prego, anzi quanto ci va studio prima che sto caffè si abbrucia. Come ne finito? Come mi finito? Sogno consumato, sogno. Siamo consumati a chino. Comunque, mai e poi mai mi potevo immaginare un dispiacere a questi grammi. Mai! Oh, Iachino, ma con che cosa c'hai a essere per risolvere il nostro problema o no? No. Oh, Iachino, tu sei sempre pessimista. L'altro problema è pigliare il pietto. E che un problema peggiore per tanto madre, Achino, capiste? Hai ragione. Comunque, va vita casuale, va. Va vita. E chi ci dicevo ora, Iachino? Cominciano a bere i primi clienti, poi ce la mattina come potevo lavorare. Prego, signora. Buongiorno, ho bisogno di mettere la testa a posto. Iachino, mi raccomando, subito però, devo fretta sempre. Va bene, ora. Purtroppo, cara signora Dorotea, signor l'acqua stava aspettando che Caduana per cominciare a travagliare. Esatto. Ma Iachino, come ti chiami, Fifo? Mi fai dire male parole. C'è la portiera che sta lavando le scale, che dice che manca l'acqua? Giusto, aveva un mese quando faceva chi sta. Signora, chitta, portiera, l'acqua, picchiare un recipiente, l'aveva inchiuso prima. Ma io mi devo mettere la testa a posto. Iachino, pensaci tu, miglior parrucchiere della città. Ma anzi, ma che ha questo marito, signora? Come parla? Niente. Che? Iachino, ti senti male? Ma che ha? Che ha? Sì, a mio marito ci viene influenza che corre per ora. E qual è? L'evasonite fiscaloide. Ma che dice, signora? Di Fifo, telefono al dottore, io dovrei avere un quadro specialista. E ci fai scrivere qualche supposto, qualche iniezione, non si qualche preoccupa cosa. signora, faccia anche lui a questa io, sì. Io mi devo mettere la testa a posto, Iachino. Signora, poi se mi parla, avanti. Bene, cioè male, me ne vado. Però Fifo, per cortesia, se per te arriva l'acqua, tu sai un numero mio di telefono? Sì, subito ce l'hai, mi pensavo. Tu fai, mi chiami, Subito. che io vengo subito. Senz'altro, Arrivederci. signora. Fifo, lasciami salutare Iachino. Iachino, ti sei sui strapazzi che fai tu su. Sì, vabbè. Avanti. Arrivederci, signora, accompagna. Vedete un sacco di me a mentare. Diventeremo un'altra barzelletta di tutto quartiere. Non ti preoccupare, frate, noi ne risolleveremo, io lo sento. Sì, se ti senti tu, che posso dire? Quando mi sta bene il suo benedetto avvocato. A che ora ti resta che veneva? Mi disse Iachino che aveva un appuntamento importante al tribunale, però prima aveva passare il campo. Ma voi ci pensate che questo ne può aiutare? E tu ne conosci qualche altro? No, io no. E allora, chi sto passò al governo e chi sto non aveva a bere? Oh, Iachino, a bere poi che sto canto vuole però per difendere. Tanto, tu scuro mezzanotte non può fare, Fefò. Ma tu a bere, Va bene, sarà detto, va rapido, va. Prego. Oh, che bella giornata! Ma che avete? Sembrate un pochettino mosci. Che vi è successo qualcosa? Lei lo sa che ne è successo, brutta corbanivora? Sì, ti dico io che finti masco non ci parlo. Ma come? Io vi mando i clienti speciali e buoni. Mi ci andate a pisci in faccia. Ma signora, mi vuole dire perché
ci abbiamo fatto noi, Qualcuno carincia? Lo sapi che tu che mi feci? Solo con navi? Ho coraggio di parlare? Non è vero, Iachino? Stazione che facesti, un fu giusta però, sai, un fu giusta. Anzi, chi sta niente fu? Perché tu, Iachino, tu ti meritasti la mia testa tagliata. Quando capivi che stanno fuori morta a tutti, Magari io volessi sapere, Muriero, che mi ero marito, lui, quindi Muriero. È un pozzo capire, perché non va a morire io. Matene, stai stando troppo veleno, non siamo in casa, ti indagare però, Matene. Vai, me ne vai, perché anzi, t'ha dato troppa importanza. E Achino, tu a chiangere come ha chianciuto io. Ti vedevo, Achino. Va bene, per cortesia, va bene. Ah, come scialo. Va bene. Oh, ma io non sapevo che tu avevi tutta sta confidenza a casa lumiera. E veramente manco io. Niente. È una storia vecchia, va, quando noi erano picciotti, prima di conoscere a te. E com'è che me l'ha contato mai? È perché uno nella vita aveva sempre qualche segreto che non può contare mai a nudo, fino a quando non si scopre. Come si sentimentale, frati, maggi. Sì, va bene, però ora a parlare. Ma di tutti i cosi. Come dicevo ancora, quando noi erano picciottietti, li frequentavano, e frequentando, li facevamo zitto. E prima che non parteva con il servizio militare, ci promesse che mi maritava con Ida. Come? Allora ti maritasti guida? E io? Ma siete cretini tutti voi? Ma siete scemoneti? Ma come potete maritare mai con Ida? Che sono bigamo io? Che sono? E poi tu non è stato? Non è stato una canuscia mai vita, non è stato. E chissà tu che lo ha combinato. No. Mi pareva strano. Però ancora non ha venuto a ricontare. Forza, conta. Comunque, come sapete, io ho servizio militare, ufficiale Ostia, vicino a Roma, va, e fuori. E da a Roma i film non mancavano. E siccome io a due periodi, tu sai, ero un grande... Ma scolazzo! Va bene, che sto sappiamo. Sì, se per chi su me mangia e me pace, tutta mascolinità c'è retraita, e mia madre stare solo i mondichi, io per chi signore. Sì, va bene, però ancora non avevo finito. Conta. Mi state facendo perdere a testa, filo, tutte cose. Comunque, quando uscivo una romana, mi fece perdere la testa e fino come finito. Pigliai una lettera, ci ha scritto e ci mandai a casa. Che ci dissi? Che ci dicesti? Anch'io. Che ci disse? Che io Rita non ne voleva sentire più parlare. Maggio, che storia passionale. Un cretino che sì. E come finito poi? Come finito? Ida mi rispondeva. Un gran dolore. Azzette, con gran dolore mi rispondeva, con gran dolore. E allora? Mi rispondevo che finché campava, prima o poi mi faceva pavare. Quando tornai allo servizio militare, la trovai maritata con il primo marito. Poi, chi per disgrazia ci moriva. E si maritò con il secondo. Io pensavo che si scordò tutte le cose, e invece no. Quando ci morì il secondo e restò sola, ha messo in atto la sua vendetta. Va, chi sei la storia? Tu sapi quanto quasi mi ha mucciato e ancora non muccica, io non saccio. Ma che fai scherzi, Fina? Ora sono liscio come l'olio, Fina. Sono liscio proprio come l'olio. Ma speriamo. Anche perché io non credo che una vecchiaia ti spiace ancora ripensare a cocchiaugia con sogno io, giusto? Ma che c'entra, Finuzza? Tu sei e sarai l'unico pensiero della mia vita, Fina. Fina, però dei pensieri sul tuo uomo, Finuzza. E pensieri mi viene pure le chiacchiere, A proposito dei canceri, attira, io ero all'università, perché
perché mia figlia quando sa dare una materia vuole sempre a mia, se no si mette a piangere. Comunque, io vado, va bene? Va. Vai a Biro come ho fatto, ne vedremo più tardi. Ciao. Vabbè, più tardi. Oh, Iachino, sei buonzignaro con tua moglie. A fare cazziteto! A fare cazziteto, va bene! Muto da stare! Che tu chi stai te ne tenere tu, zitti! Muto! Poi è ora. Guarda, va! Guarda! Oh, avvocato, buongiorno, a lei stiamo aspettando. Buongiorno Fifo, buongiorno Iachino, ma cos'è successo? E che saccio, avvocato? Avvocato, vedessi che siamo ne vai siamo. Ma cos'è successo di così grave? Avvocato, certo che sta legge va a essere pesante per avere queste leggi. La legge è sempre pesante e deve essere sempre rispettata. Avvocato, lei non va a aiutare a noi, perché noi siamo inguaiati la testa, si repere, avvocato. Sì, avrà ragione, mio fratello, mi si ripere in testa. Ma cos'è successo di così grave? Ma che sa, avvocato? La giorno viene a dire San Ricampò, un capitano della Guardia Finanza. Mi disse a casa siamo evasori fiscali, un pagavamo i tasse, i contributi, l'INPS, ETC. E finiscila, cretino, finiscila. Ma non siate così pessimisti, sicuramente aveva fatto una semplice multa. Sì, avvocato, semplicissimo, avvocato. 660.000 euro di multa, avvocato, ma ci pare una picca, avvocato. Sì, avvocato. E mi dissi che sul pavavo mi fa fare 15 anni di carcere, avvocato, Cosa ci sto a fare io qui? Ricordatevi che l'avvocato Pessico ha sempre una soluzione per voi. Vediamo un po' adesso. Vediamo un po' cosa dice il codice. Vediamo, avvocato. Esci. Chi sicuro, avvocato? Vediamo un po'. Esci. Iachino, vedi che c'è scritto che Vediamo un po'. Ecco, ci sono. Ci sono. Avvocato, però vediamo riguagliare, avvocato, non ci stiamo dando tempo. Ci sono. Parrassi. Avvocato, parrassi. Beh, come disse nel lontano 1860 Giuseppe Garibaldi a Nino Bicchio, qui si fa la legge o si muore. Ma veramente la frase era laurea, avvocato? Ma che cazzo c'entra la Garibaldi con noi, avvocato? Per dirci una cosa. Ma visto che voi non volete morire, Ci mancasse, avvocato. dovete rispettare la legge. Quindi, visti gli articoli 1, 2 e 3 del codice penale, al capitolo 4, 23 e 69, riportati al comma 1, comma 2. E come ti ha fatto mamma te? Io faccio meglio te! Dai cantarozza va bene, dai cantarozza, sì! Che c'entra come ho fatto ma? Parlassi, avvocato, Sono guarda. arrivato alla conclusione che per legge, quindi per lo Stato italiano voi siete truffaldini, approfittatori, gente senza scrupoli che avete lavorato in nero approfittando sempre del prossimo. No, avvocato, noi siamo gente onesta, siamo dura! Avvocato, se noi ci facemmo questo, lo facemmo a fin di bene, avvocato, capito? Quindi bene, mi spieghi. Avvocato, se noi ci avessimo pagato tutte le tasse, questa crisi che c'è, come avessimo fatto a campare, avvocato? No. Lo Stato, No. venisse che si fotte tutte cose, avvocato! dico. No, sì! Perché voi siete contro lo Stato. Perché lo Stato prevede che dovete pagare le tasse, pagare i contributi, pagare l'INPS, avere una partita IVA e eccetera. E finiscila, cretino, stiamo parlando di cose serie, non capito? Iachino! Quindi ho la vaga impressione che proprio che vi siete sballati tutti di testa. Capitano, io ancora non ho capito se lei è con noi o è contro noi. Visto che sono uno dei più grossi avvocati che ci sono in giro, E si vede, avvocato, che è uno dei cose. difenderò a sparagiatta nel processo. Un processo? Ma quale processo? E vi conviene sfruttare tutta la mia bravura in questa occasione. Dico, avvocato, e se in questa occasione, come dice lei, hanno altri ne avesse a dire male, che cosa ne succede, avvocato? Ma cosa deve succedere? Mal che va,
Se dovessimo perdere la causa, quindi il processo, pagherete 720.000 euro di multa o vi farete 30 anni di galera, che è equivalente all'ergastolo per l'età che avete. Mio, Achino, mi sento veramente meglio se io sento le muffe. Avvocato, è davvero, mi sento veramente meglio a sentire a lei, oh. Avessi stato meglio che avessi scappato a Svizzera, avvocato, invece ne viene a cercare a lei, avvocato, sapete che ci devo? Mi venissi voglia di mandarla a fare Ma su, Iachino, non mi sembri nemmeno tu. Con un pochino di ottimismo vedrai che tutto si sistemerà. Vabbè, come dice lei, avvocato, tanto una stomare in tempesta, o vivere o affogare, la stessa cosa. Aspetta, ma io faccio Natale, Achino. E va bene, a questo punto non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Se avete di bisogno, sapete come rintracciarmi. Arrivederci. Arrivederci, avvocato, arrivederci. Arrivederci. Fifo, a me mi pare che questo mi sporti. A mia pure. Ah, scusate, parcella è circa 1.000 euro, questi sono bazzecoli, dico, però ci rivedremo dopo. Dico, non è un problema. No, che fa scherzo, avvocato? Il lecchiume e l'empiano, sapete che sono mennuati, bazzecoli, avvocato. Ma sinnissimo, ma questo sto favore. Ma Achino, ma secondo te, quanto probabilità abbiamo di vincere la causa con questo? Con questo? A parlare con sincerità, ma non comienzo con questo. Non ne posso più di questi professori. Ma chi vuoi, Amato? Accontentiti! Dice bene tua madre. Accontentarmi. Dopo 4 mesi che studio lui mi dà 23. Dai, penso se ti mandava. Se non me la dava, lo uccidevo di sicuro. Dai, non fare così, tesoro. Certo, a te l'altra volta ho dato 30. Ma sono pigliato 30, che è francese, il tuo francese con la va a pigliare, dico io. Papà, tu devi dire che il professore, essendo un poco affemminato, ha un occhio di riguardo verso i ragazzi. Mia, allora se ci eravamo io, ci eravamo tutti facendo. E poteva essere che tu diceva tua! Dico, invece di pensare a noi, a che siamo inguaiati la testa insieme pere, pensa se piglia un moto più o un moto meno. Ma a proposito di questo, papà, io ho raccontato tutto a François di quello che ci è successo. Ah, oui, purtroppo ho saputo quello che vi è capitato. Me lo immaginavo, doveva accadere. Come? Oh, bello incoraggiamento, Merone. Dai. Però mio padre è un finanziere e stasera gli parlerò. E vediamo se conosce la... Oh, vai! Che gli ha fatto la multa. Va bene, dico, che noi parlando con tuo padre e di questa situazione impirugliamo la faccenda, no? No, mio padre è una persona d'animo buono, aiuta sempre le persone in difficoltà. Vabbè, buone, alla buona. Tu riso, frate, quando arrivi, sto picciotto non vanno, signore. È davvero. Aspetta che ho tiro qui. Allora con chi non ci credi, Achino che... Va bene, stai un attimo, non c'è pace in questa casa. Non c'è pace. Facciamo la mano a tutti. Achino, dai, c'è chi tu che acchiappa i muschi. Oh, buongiorno, prego, in che cosa posso servirla? Lei è Achino Sant'Onofito. Non si tocca le cose cristiane. Lei è Achino Sant'Onofito o sbaglio? No, esattamente. Ma so frate, c'è niente la visita che ci fece l'altro giorno. Sì, me ne parlò qualche cosa, sì. E allora? Allora niente, per ora noi abbiamo altre cose per testa, siamo impegnati per altre cose, capivo? Per ora a disinfettazione non la facciamo, sapete che ci devo? Se ne poi lo chiamiamo noi, se ne sa chi è caga, noi abbiamo che fare l'anguetta per disinfettazione. Oh, ma che è? Ma perché me ne caio? Perché per queste teste, la cos'è? Comanda io, comanda a comando. Comando io, comando tu. Non lo so. Comando tu. Comando io. In questo quartiere, dove mi sta bene nel ca, tutti, dico tutti, pagano una protezione a un certo Don Totò Sansone, cioè io. Quando che vuoi? Sì, ora stai cominciando a capire qualche cosa.
Ah, dico, no, madre, questi problemi non 18 anni a casa, dico, non aveva avuto mai, capivo? Giusto, non avete avuto mai. Ma ora sì. Ora sì. Purtroppo, caro Sansone, lei è capitato in un periodo sbagliato. Che siete senza piccola, vero? Siete in crisi. Bravo, come fa a saperlo? Ma perché tutte le sono così? Ma a me non mi interessa niente! Avete a parlare se la posso mandare fuori! Oh, sta ancora tu parla, ma se no intervengo io. Non te ne vale carte, faccio vedere io, non te vengo io! Ma ancora! E tu, se tu mezz'ora, un milione di euro racconto, ti faccio vedere, che ti faccio sapere come ferro, lo capisci che voglio dire? Perché lei pure stira? Uviri come aiutano i moglieri, solo tu non fare niente, tu non fare mai niente, oh! Non puoi essere... Oh, ma su che hai caído? No, Non esce, sai? Non esce. Non solo assassinato. Fammi trovare queste picciole che è meglio per bravo. Ora, mi lasci un bicchiere di vino. Ho paura! Tutto tranquillo, quando ci sono io non ti temere nulla. Non scantate. Dunque io me ne vado, ne vedremo, mi raccomando. Sì. E senza fare tante storie. No. Arrivederci. Oh! Io torno a Rere. O capemmo! Faccio la preguntare. O capemmo, signor macista, senti? Santoro, capisci Santoro? E vabbè, che tu che è, però senti? E perché paghi sì? Sono macista. Fare che fa a posto, signor Polifemo, ricappare. Santoro! Io che penso, Polifemo? Santoro! Senti, se la vuole venire chi? La vita italiana quasi strana la vita, oh. A 18 anni, tutto tranquillo. E in una settimana, un po' per costeggiare. Ma poi guarda la vita italiana, sta mensa supposta. La comanda viene a dire tutto il quartiere. Cose di pazzi, cose di non ci credere, oh. François, accompagnami nella mia stanza, voglio un po' d'acqua, mi sento male. Tranquilla, tutto si sistema. Vai. Uviri sta mezza sopposta, dopo, ti ci senti arrivare a mia figlia. Ma io ti giuro, io vi ammazzo, io ci Ma che bammazzi! State muta! State anche un barriere a così ravantato che tu mi dai la testa mi taglia, che ammazza! Ma ti la chiaritanita, ammazza, un ferro, e stira lei! Ma tu manco sai che può venire un ferro chiedo, tu manco sai! Stira, che c'è da stirare? Che dammi a stira, bello lungo! Mi stanno suonando. Aspetta che va bene. Mamma mia, oh dai, pace, dai! Eccomi di nuovo qua, signori. Buongiorno di nuovo. Botta! Sono E ora venuto... che vuole chi sto qua? Che Infatti, vuole? lei mi anticipa. Sono venuto qui per accertarmi che avete pagato la prima rata della multa. Noi parliamo solamente in presenza del nostro avvocato. Allora presumo che non avete pagato nulla. Ma con quale piccolo lei a pagare se piccolo non avevamo, capitano? E allora devo procedere Ma che cosa? al sequestro dei vostri beni. Bene, ma io niente. E a questo punto devo relazionare questo verbale che entro una settimana dovete lasciare questa casa, Ma ricevi davvero lei? O sta scherzando, capitano? che diventa proprietà dello Stato. Lei è pazzo! Mi risticai ora, mica se mi muovo, me ne vaio! Sì, io mi incatino sotto Puttuli. Si capiva tu. Non mi faccia ridere, signor Fifo, non mi faccia ridere. Quello che farete a questo punto a me non interessa. Questo è il vostro atto che dovete firmare e me lo dovete firmare immediatamente. Sì. Signor capitano, Dico. avete chiesto? Io non fermo niente. Io mi fino a scrivere. Su fermarsi solo, ecco. C'è adesso? Papà, che ci fai qua? Che ci faccio io qua? Che ci fai tu qua? Oddio, senti, sto paghi! Sono quello
con la mia ragazza. In questo posto, con tutti i barbieri onesti che ci sono, tu vieni proprio qua a farti i capelli. No. Veramente lei è sua figlia. Mia figlia. Sua figlia, che cosa? Mio padre. Allora tu sapevi. Un po'. Un po'. Vai, dai. Andiamo subito a casa. Andiamo subito a casa e mi devi dire a cosa è servita la severa educazione che ti abbiamo impartito io. E quella poverina. Mamma. Se non sai riconoscere bene da male, andiamo via. Capitano, mi disse che noi non siamo delinquenti, capitano. Non ho ammazzato a nudo. Fino a ora. E voi volevate accalappiare questo bravo ragazzo. Avete soltanto peggiorato la vostra situazione. Noi non c'entra niente, è da poco che ci conosciamo. Non mi interessa niente. Io lo so con una sabbatura la prossima settimana, poi sparirà. Amore. Arrivederci, ci rivedremo sicuramente presto. Mi dispiace. Dai. Oh, mi dici ancora che devi fare un buono? Vai. Disgraziato disonesto, picchiaggio a mia figlia, ma io ti giuro, io l'ammazzo, io ci vattino. Arreda pure a questo, vedi che tutto ammazzare oggi. Vadi a chiedere. Ammazza, chi si ammazza tutto, ammazza. E poi, ma dimmi una cosa, ma l'avvocato che fine fece? Mi disse che aveva un appuntamento importante al tribunale, però prima aveva passato nel carro, io sapeva prendere le versate poi con tutte le valigie che aveva a chilo. Ah, madre mia. Oh, che fuori? Ma senti sto rampuzzare con le fetose che c'è? Io non sento niente a chilo. Sta morendo. Guarda che stiamo dicendo, mia figlia ci viene un'idea e ora... Guarda, sentite sto feto, non vieni fuori. Ecco, io non sento niente. No. Vabbè, mamma, andiamo, non perdiamo tempo. Sì, ammonito. Fefo, ma che sta succedendo, Fefo? Ma non ero, Chiti. Ma che sta Lo succedendo? diciamo. Dico, ma che sta succedendo? Io non sto capendo più niente. Piantino. Sai che te dico? Tutte queste risposte mi ci smuovono lo stomaco veramente. Allora, perché se mi registrare noi? Eri tu che facevi tutta sta rampuzza. Che poi mi vergognavo Ma vatti in un gabinetto che da rincia, vatti in un salone in cui ripuzza. Vatti in che da rincia. Vatti. Suonare, quando va bere qui, non c'è pace. Prego. Oh, sangue mio, tu sei vita mia. Ecco, finalmente una cosa buona. Mi sento, tu ci rivedo macinato con tutte queste riscosse che ci hanno stato. Stella, ora che arrivaste. Sì. Non voglio sbagliare, non ti ci rivedo, Stella. Mamonina, sangue mio. Stella, sai che ti dico, ecco. Ecco, Stella, applauso. Sai che ti dico? A monella da rincia, che stasera ti faccio sapere tutta la collezione di farfalle. Tu farfallone casè. Che ti arrudicisti senza piccioli. E anzi, a proposito di piccioli, Stella, prestami 1.000 euro che ce la darà a chi, se no chi tu mi tagli la testa. Non ti fotti di cervello. Ma dimmi una cosa, ma tu per caso ora vorresti campare sopra i miei spalli? Stella, però non sono in difficoltà. Dico, cerco qualcuno che mi aiuta, Stella. Iachino? E non ti fotti di cervello, cachidda? Non sono io. Ho capito. Allora io ti servivo solamente per fare dei regali, vero? Ma perché, Iachino? Che cosa ti sembrava? Che forse io, Stella, ero innamorata di te? Di un fallito? La cosseria. Allora sai che ti dico? Dopo c'è asciata, c'è a scala, a rozzolati, e battini, spirisce davanti mia, perché sai che ti dico? Che femmine, siete tutto stessi, sì. Tutti, uno diverso non c'è. Anzi, però, prima che te ne vai,
Dammi aneddoto che ti regalai, un tesoro di euro. Hai finito? Sì, ho finito. Ecco. Prima di tutto, un sei tu che mi mandi, ma sono io, bello, che mi ne vaio. Secondo poi, tieni sto pezzo di lannera, che non vale manco una lira. Oh, mi sento picchiato con i turchi, mi sento. È davvero, uno già sta bene. Allora eri tu il tucco che cercavo. Gli amici ciurico a generale, amica ciurico. Ma lascia dire pure tu, non vale la pena perdere tempo per queste tragedie. Ma come? Vi ho pescati qui da soli. E anche il coraggio di parlare. C'è tu, che hai una bella faccia tua, sta tu a neare tutti i cuozi davanti all'evidenza. Senti, bella, pensa a tagliare di belli salami, consuma anche buoni più. Amore, amore di caricia, che ti giuro, fringuellino mio, che non mi dai niente. Allora ti congreghere. Ma certo, cucciolo. Amore, andiamo. Amore, andiamo. Un minuto. Certo, San finocchiare buona Ancora. Iachino, oh Iachino, cuido Dio buono. Ma camminazza sei inguaiato fino a quando? Me ne vado. Un minuto. Devo finire un discorso con questo giovanotto. Allora hai capito, qui dentro turchi non ce ne sono. Finalmente. Finalmente. Quindi, se 2 meno 1 fa 1, e 1 meno 1 fa 0, bravo giovanotto, 0 turchi. Questa è la teoria della sottrazione. Possiamo andare adesso? Andiamo. Un minuto, c'è a dire una cosa. Mi dicessi una cosa mia, guarda, vedi qua. Se 88 diviso 4 fa 22, 22 diviso 2 quanto fa avanti? 11 perché? E perché questa è la teoria, la divisione. Fringuellino mio, andiamo. Andiamo. Fringuellino, andiamo. La pistola. Oh, sei contenta così? Al momento non bisogno se vero correre amici, Fefo. Ricordati che prove antiche non sbagliano mai. Mentre ti passavano i gatti, erano tutte cippi e cioppi. E ora mi piglio a piscina in faccia. E tu, che voleva stare a tua moglie, pida, cretino. Lodi? Cacchi! Oh, ma come ti spiace il babbiare? E che fare, Fefo, che fare? Mi spariva un antico cerivetto, mi spariva. A proposito, Chi è chi? ma non era a finire, Kit. Ma tu vuoi vedere che stanno facendo qualche cosa per me? E io invece che ho fatto? Tu, che ha fatto? Iachino, tu devi sapere il tempo. Devi sapere di perdere tempo che consuma casato. Tu ti perdi tempo che consuma casato, non fare più. Perché ormai hai l'età, è un tempo di un bambino di finito, Iachino. E poi, in realtà sono venduto, poveretto, ha stato con me, non bene e non male. Giusto. Ma ora da questo momento in poi ho capito che voglio bene veramente e glielo dimostrerò, Fefo, glielo dimostrerò. Ormai hai l'età e tu queste cose non le fare più. Tu glielo dimostrerai, ma se non te ne vai in galera. Lo prometto, Fefo, lo prometto. Da questo momento in poi mi dedicherò solamente alla famiglia, Fefo. Giusto, però vedi che c'è galera sempre. La La galera c'è. aveva ascoltato tutte queste cose. Ma non sarebbe ben male. Ma non sarebbe ben male se tu mi fai sta razza per risolvermi tutti questi problemi.
mi fa zacchianata per i scausi. Ma non solo che mi fa zacchianata per i scausi, ma la faccio con me frate in capo e spalle, ma non nozza. Ma non nozza, contentolo! Oh, le puoi tenere piente? La promessa è promessa, Fefo. Ah, se no poi ne castia. Preparatevi, presto, spingiamoli! Chi è? Che succede? Presto, stanno venendo, Ma dai! guarda, sta venendo, Ma chi non mi sto così sfumando? andiamo bene, dai, non sta venendo. Io mi scatto! Non sta venendo. Stanno venendo a pigliare Achino! Capitano, Ci va! capitano, ma arrestasse. A questo si leva tutta sta rangola morria, capitano, ma arrestasse. No, papà, non è qui per arrestarti. Allora perché? Mio padre vi spiega tutto. Per prima cosa vi presento il brigadiere Presti Filippo. Poi Fifo, sì, sì, Fifo. vorrei complimentarvi con voi perché avete una figlia davvero in gamba e se quello che mi ha raccontato è vero vi toglierà da un grosso guaio. Ma dimmi una cosa, che ci contasti? Papà, quello che ci è successo, Sansone. È vero che tra poco verrà un tizio di nome Toto Sansone? Sì, vero, vero. È da molto tempo che noi vogliamo incastrarlo, quindi abbiamo bisogno di prove. Lo capisci a fare. Niente, lei deve seguire alla lettera quello che gli diciamo noi. Quando lui verrà, sicuramente lui vi minaccerà. Sicuro? No, lei si stia tranquillo. A quel punto, lei fa finta di niente e lui insisterà. Sempre, no? Si fa, Prende questa mazzetta da 1.000 euro e gliela dà. Noi qua abbiamo montato le telecamere che registreremo il tutto, pronti per intervenire. Ma Totò, che vi stai chiedendo in casa? Sì, disse che veniva fra mezz'ora, ma che proprio pietto, mi disse fra mezz'ora voglio i piccioli, capitano. Perché ci sono le telecamere qua montate, registreremo il tutto. Va bene, E aspettiamo allora il tizio che viene. avessi acceso un minuto. Ma ti metti a suonare! accomodate. Calma. Allora, ferma. Un sabbatore io non sei. Un sabbatore io non sei. Allora, Eccomi, signori. andate voi là dentro. Ci può bene risolve l'avvocato Alfredo Persico. Ma che c'entra chi? Venga con noi, avvocato. Lei è come più vicino a misca, non tempo sbagliato. Andiamo davanti. Avvocato, lei non c'entra niente in questo momento, sa perché c'è? Sinistra da Ringia, avanti. Sinistra da Ringia, che ora ci spiega tutte cose mie figlie. Sinistra da Ringia. Sinistra da Ringia. Senti, accompagnato. Mia, mi figlio smuovere scopo. Intanto va bene benissimo. Che devo fare, Achino? Aspettiamo qui, aspettiamo. A busta tu ce l'hai, poi ce l'ha a busta. Mamma. State calmi. Ma suonare, vedi che suonare un niente. Niente. Suonaro. Aspetta che ci vai, avanti. Panapi, figo. Come mettere criccato. Mettete qua. Oh, Terizia Casunaro, Terizia! Oh, ci sta ieri, non mi vuoi. Dai, ammonire Achino, dai, stai calmo. Porta lì a chi? Oh! Fico! Oh, oh, minuto che ci si telecamera per fare ripigliare. Ma cammina, ringraziamo te, mi stai facendo, io dovrò No, pigliare. io devo aspettare, no, non Ma ha. guarda, disgraziato, guarda, mi stavo a fare ripigliare. Ancora! Chi sta ieri? Giacchino, però vedi tanto una bomboniera. Faccia carere! Oh, tutti pronti, mi raccomando, Pronti, siamo uniti. Giacchino, ma buona su. Ma perché andate cauci, ma dimmi! Non farà così. Che bello rivedere sto bello pugno amici. E allora, a che punto siamo? A punto di partenza. Oggi forse pensate che io stessi scherzando, vero? Ma perché non ha base, signor Sansone? Ma non vedi che siamo più poveri cristalletti? Mi pariamo di adulti! Avete tutta pace di sto mondo. Purtroppo, caro Sansone, piccioli, nuati, non ne avevo, ma non ce l'hai a dire, non ne avevo. E allora, visto che proprio non bastano, facciamo i fatti che forse è meglio. Ma che intenzione avete? Che intenzione hai? Io ho un'intenzione seria stavo.
Ho capito? Damate. E allora, lei si mette per gli occhi femmine come ci mette. Tutto noi che dottor Fratuzzi, mettete per in ginocchio la ginocchio, perché io parlo, io faccio babbeare. Mamma, non mettete in ghiacciolo, mamma! No, a me madre ci sta che mi metto a mangiare. Ora, Caringia, c'è una pallottola. Una. E io sparo. Prima uno e poi l'altro. Lui capo da pallottola è morto. Aspetta, se signor Sanzoni, perché io non capivo una cosuzza buona. Me la sempre tocca, se mettessi un meno toccato, così io capisco meglio che tu che fa, capivo? Quindi, Caringia, c'è una pallottola sola. E lei comincia a sparare prima uno Sì. e poi all'altro. A cui capo della pallottola è morto per la Questa si intelligente. Ma chi non capisce mai niente, vieni qua, siete, vieni fuori, vieni qua. Io che fa? Caringia, io per una pallottola. Allora io ora che fa? Io ora comincia a contare. 1, 2. Cammina, uno lui e ci mettete il cazzo, sono io. Diventavo tutto maniamo pistola. Ora sparo io. No, sì. Ma comincio con te. No, sì, signor Sanzone, mi dice una cosa. Aspetta però. Mi dice una cosa, quindi lei disse che a Coringia c'è una pallottola sola, una sola. Allora sai che ci dico? Un perdere tanto tempo, se no noi non la finiamo più. Mettessi già la pallottola in canna e comincia con me frate. No, mi chiamano bene voi. Ma comincio con te. Qui. Uno. Non voglio morire Aspettassi. Cacci i suoi piccioli, gli assassini. Chi sta a parlare? Non ne conto proprio. Poi c'è tua moglie. Che intelligente di te. Io non so che è intelligente. Guarda di fianza, butta la pistola! Dica che lo prende in Le consiglio, faccio lo porti in sto macchina. la tappa. No, quale già? Ti spara. Un minuto, ci cadete i piccioli, signor. Si piglia. I piccioli che No, si piglia. Ecco! Ma c'è casserere, o scanciasse poi. Ragazzi, I piccioli ci stavano ancora all'interno. bravi, complimenti, bravi. La vedemmo proprio a brutta oggi che cosa era. La vedemmo brutta. Ma che... Iachino! Come stiamo carriere se tu per favore. Andiamo meglio. Capitano, penso che i miei clienti abbiano diritto a un beneficio dopo tutto quello che hanno fatto. sicuramente tutte le imputazioni a loro carico decadono in questo momento. Domani con mio figlio vi farò avere il modulo necessario per mettervi in regola, soprattutto in regola, signor Iachino. Ma in regola. che c'entra accordo, signor capitano? Ci mancherebbe. Grazie tante. Il merito è tutto tuo. Vi auguro una buona fortuna e sicuramente ci rincontreremo perché i nostri ragazzi si vogliono bene. Sì. Quindi, signori, complimenti. Grazie. Prego. Di nuovo. Arrivederci capitano, lei sì che è un bravo cristiano. Sì. Avvocato. Di nuovo. Arrivederci, vediamo. Che dopo. Arrivederci. Papà, sono davvero contenta per quello che come è finita, veramente contenta. Figlia mia, scusami per tutto quello che hai fatto. Il brutto, figlia mia, ti voglio veramente bene, io ti voglio. Papà, perdona, non ti preoccupare, però è anche merito di François se tutto è andato bene. Ma certo, figlia mia, io metterò il primo minuto che sera abbiamo peggiore. Papà! Che puta però da puta! Bravo. Allora mi tocca un altro invito a pranzo. Facetto. Guarda, per mano, visto che la razzetta faciste, aspetta che stiamo arrivando, Quindi non mi posso dettare che non arrivo. No, se no li castia, vabbè, è giusto. Scusate se interrompo il vostro discorso, ma io, caro Iachino, vorrei pagare la mia parcella per tutto quello che ho fatto. Guarda, ecco, ma lei ne capisce tutto sto ranciavaglia che vuole essere pagata, giusto avvocato? Lo sappiamo che ci dici.
ci diciamo che ora, come noi ci facciamo parruccheria nuova, ci facciamo un abbonamento gratis per un anno, ci sta? Ci sto, si vede che mi vedete più spesso durante l'arco di mare. Va bene, perché su manca avvocato. E ora, se mirate il consenso di parlare con mia moglie, ci volesse dire le cose. Fino a oggi, ti ha dato solo preoccupazione, appelli, pensieri, etc. E finisce la ora, finisce. Comunque, Fina, da questo momento in poi sarà un altro Iachino e te ne accorgerai. Oh, finalmente dato Ucca, ne esci qualche parola russi, Vieni qua, Finuzzi, vieni qua. Vieni qua vicino a me, vieni qua. Ricordati che io c'è una parola sola, Fina. Ricordati, ti aveva promettuto Anetto. E Anetto viene è pronto. Ma arrivò ora, ma arrivò. Sì, stamattina mi arrivò. Questo è per te. Questo è per te. Grazie, Achino. La promessa è promessa. Che bello, Dio, guarda che bello, ti piace? È bellissimo. Sì, e non è finita qui. Non è finita qui perché domani mattina vai in un'agenzia di viaggi e ti ho prenotato una bella crociera in Mediterranea, Maghi. Davvero? Sì, è un solo. Ne buttiamo a mia figlia e al mio futuro genero. Scusa, Iachino, è io! Che c'entra? Fico, tu pure fai partire la mia famiglia, fico, tu, frate mio. Ma chi solo? Ma tu con poi? Andrea, vieni qua, già! Sì, vieni qua! Sono venuto per battere, che bella crociera! Ora ci vero, Ricci? Come mi fitta, Iachino! Battiamo allora tutte. Allora iniziamo con Viviana Greco, l'appuntato Presti Filippo che è entrata per arrestare il nostro boss. Appunto il nostro boss Vincenzo Conoscenti nel ruolo di Toto Sansone. Poi abbiamo Benedetta Mocciaro nel ruolo della gioielliera Dorotea Carta. Poi abbiamo Toti Braguglio che questa sera si è sdoppiato, il capitano Lorenzo Lorenzetti e Andrea Carta. Poi abbiamo Alessio Doncarrà, il nostro François Lorenzetti. Assunta Russo nel ruolo di Maria Santonocito, la fidanzata. Poi abbiamo Francesca Conigliaro nel ruolo della salumiera Agata La Spisa. Continuiamo con Ottaviano Fatta nel ruolo dell'avvocato Alfredo Persico. Poi abbiamo Daria Rossana Borghetti nel ruolo di Stella Testa Grossa. Poi abbiamo la moglie Francesca Battaglia nel ruolo di Fina Randisi. Francesca, brava. Poi abbiamo il nostro Antonino Maggio, Iachino Santonocito, il suo ruolo, il parrucchiere. Signori, dietro al parco lavorano anche comunque. Abbiamo Giusy Maggio e Maria Laura Cimino che sono i suggeritori. Giusy e Maria Laura, dove sta? Poi abbiamo il nostro generale Salvatore Castrovinci, Armando Magarotta. Poi abbiamo
ringraziamo il direttore di palcoscenico Maria Concetta Guarcello, dov'è? Maria Concetta, grazie. Manca ancora qualcuno, un ringraziamento particolare va al piccolo Samuele Battaglia per aver aiutato nel montaggio di questo palco. Signori, resta l'ultimo, ma non per meno importanza, anzi, il nostro regista, nonché personaggio di Fifò, Gregorio Battaglia. Vieni fuori, Gregorio. Allora, vi rubo qualche minuto perché è giusto ringraziare anche i nostri sponsor, il Vivaio Sala Verde di Fazio Domenico, DGM Elettricità, Autoscuola Ottaviano, Assunta e Giacinto Parrucchieri, e poi un ringraziamento particolare va a Santo Glorioso e lui sa il motivo.